dalla redazione di 7 in punto. Per questa puntata abbiamo scelto di chiacchierare con i nostri due ospiti che ora vado a presentarvi di cambiamenti climatici e di farlo insomma in qualche modo legando la questione, quella dei cambiamenti climatici, a temi vicini, no? Perché sembra sempre se no di parlare di massimi sistemi, e lo facciamo grazie a Daniela Luise, Project Manager di Life Veneto Adapt per il Comune di Padova, benvenuta. Grazie, buongiorno. E con Francesco Musco, docente dello UAV, Buongiorno. docente di pianificazione urbanistica. pianificazione urbanistica. Allora, io partirei dall'inizio perché c'è stato un incontro importante a inizio dicembre, una conferenza finale di questo progetto che si chiama appunto Life Veneto Adapt, cambiamenti climatici, come affrontarli, e poi gli strumenti messi a punto da questo progetto, no? Perché come ha detto anche Mercalli, ho sentito le sue parole proprio anche per inquadrare un po' questa chiacchierata con voi. Lui sostanzialmente dice: è tempo di non parlare più, ma di agire, no? E penso che sia un po' questo il filo comune e l'obiettivo che vi siete dati, giusto? Sì, sì, infatti l'obiettivo del progetto era proprio quello di cominciare ad agire in alcune città del Veneto, e quindi Padova come capofila, poi Vicenza, Treviso, la città metropolitana di Venezia e l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, che sono tre piccoli comuni a confine di Padova. E l'idea era proprio di trovare delle modalità comuni per lavorare nel nostro territorio. L'abbiamo fatto con il supporto tecnico appunto dell'Università UAV di Venezia, del coordinamento delle agende 21 locale e di Sogesca SRL. L'idea era proprio quella di capire come agire da subito, come trovare delle modalità utili alle città per agire e andare a mettere in campo delle azioni. L'abbiamo fatto attraverso la redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, che è sponsorizzata dalla campagna europea del Patto dei Sindaci e che ci chiede appunto di programmare le nostre azioni sui cambiamenti climatici e anche sulla riduzione delle emissioni climalteranti, e dall'altra andando a realizzare ognuno di noi delle azioni pilota. Ecco, da dove siete partiti? Chiedo al professor Musco, perché mi pare che poi si parli di qualche anno fa, no? Ma allora sì, in realtà Life Veneto Adapt è arrivato come dire, alla fine di un percorso anche di azioni sul Veneto che stiamo portando avanti da molto tempo, sia in collaborazione da diversi anni ormai con la città di Padova, ma anche con altre amministrazioni locali della regione. Il tema vero è quello di, come dire, riuscire a sperimentare tramite strumenti innovativi, in questo caso parliamo in gran parte di programmi di ricerca e sperimentazione finanziati o cofinanziati dalla Commissione europea, come nel caso dei programmi LIFE, che permettano da un lato agli enti locali e da un lato anche a noi delle università, dei centri di ricerca, di provare a sperimentare soluzioni che possano in qualche maniera anticipare poi quello che possono essere i contenuti dei cosiddetti piani di adattamento. Va detto che adesso come scuola, come Università UA di Venezia, è più di 10 anni che lavoriamo, diciamo, con stretto contatto degli enti locali proprio sui temi dell'adattamento climatico attraverso gli strumenti della programmazione urbanistica e ambientale. Questo per una ragione molto semplice, perché di fatto gli enti locali sono quelli che sono, come dire, se vogliamo dire, estremizzare, più bersagliati dagli effetti locali del climate change, perché l'estremizzazione dei fenomeni meteoclimatici di fatto poi ha ricadute in gran parte dei casi sulle città o in generale su contesti urbani. E quindi, come dire, il tema
va affrontato da più scale, a nostro avviso. Il tema è quello di riuscire a tenere assieme la dimensione di quello che possono fare le città con la dimensione di quello che possono fare, per esempio, enti di governo di livello più ampio come le regioni. Le regioni possono accompagnare, condurre, costruire la strategia regionale, dare delle indicazioni sui piani, ma dopodiché il tema vero è cosa fanno le amministrazioni locali, sapendo che c'è un tema anche di know-how e di capacità, perché città grandi, medio-grandi, sono in grado anche di avere, come dire, attraverso i loro uffici, attraverso collaborazioni con gli enti di ricerca, di sviluppare programmi e strategie. Ricordiamoci, comuni più piccoli è più complicato, però ecco, anche in questo caso sicuramente riuscire ad attivare dei processi virtuosi anche di accompagnamento da parte delle amministrazioni di livello regionale, per esempio, delle agenzie per l'ambiente, delle province dove ancora possono avere una capacità, come dire, di coordinamento, è un passaggio in qualche maniera obbligato. Su Veneto Adapt siamo partiti di fatto dalla messa a sistema di una serie di conoscenze che avevamo soprattutto su alcune aree della regione. Pensiamo in particolar modo ai territori della città metropolitana di Venezia, quindi tutto il sistema veneziano costiero in particolar modo, con la città metropolitana di Venezia che è il partner di Veneto Adapt. Di fatto anche in questo caso c'è una sperimentazione che va avanti ormai dal 2009, quando ancora era una provincia, la provincia di Venezia, che aveva avuto l'obiettivo di capire come fare transitare all'interno degli strumenti di gestione dell'acqua nei comuni, l'acqua in particolar modo i piani delle acque comunali, strategie di adattamento al cambiamento climatico. Il tema vero è come scendere di scala, cioè come intervenire fisicamente nelle città, ma come questi piccoli interventi, anche di piccola scala, siano messi a sistema all'interno di una dimensione di piano complessivo che sia monitorabile, verificabile e aggiornabile nel tempo. Anche perché, no? Se no diventa un alibi quello del tanto che cosa si può fare, cioè sappiamo insomma, che il pianeta non sta benissimo, sappiamo che è iniziato un po' il conto alla rovescia, però come dire, diventa comodo dire tanto non si può far nulla se non si decide appunto ad alti livelli, e sappiamo che tra l'altro anche lì non è sempre così, non c'è sempre una linea Ma comune. ci sono, come dire, situazioni diverse. Se guardiamo il livello globale, ci sono molte difficoltà. Anche la recente COP di Glasgow, co-coordinata dal governo italiano, ha raggiunto alcuni risultati, però lì stiamo parlando di taglio delle emissioni climalteranti, cioè di taglio della CO2, semplificarla in maniera estrema. Qua stiamo parlando soprattutto di che cosa dobbiamo fare, supponendo che comunque anche col taglio della CO2 gli effetti di queste azioni avranno, come dire, un effetto benefico nel medio periodo, nel lungo periodo. Ormai alcuni processi sono attivati in termini di cambiamento globale del clima. Noi non possiamo fare niente sul cambiamento globale del clima se non agire in un'ottica appunto di riduzione delle emissioni, però l'effetto sarà di medio e lungo periodo, in termini di qualche positività, soprattutto in termini di riduzione, come dire, della tendenza complessiva a peggiorare il sistema. Quello che però possiamo fare è agire soprattutto nell'ambito urbano, nelle città, nei sistemi urbani costieri, nei sistemi all'interno delle regioni, nei sistemi che sono caratterizzati dalla presenza di acqua, i sistemi che sono presenti come dire, sono caratterizzati per esempio da fenomeni estremi connessi al calore, alle cosiddette ondate di calore. Sono tutti fenomeni che possono essere in parte calmierati da opportune azioni di gestione urbana e di programmazione urbana. Però anche queste necessitano di medio periodo, quindi possiamo programmarli, ma poi vanno attuati. E quanto è importante è fare rete? È fondamentale. Noi appunto apposta abbiamo scelto anche la strada di un progetto europeo perché ci ha permesso di confrontarci, condividere un metodo di lavoro e sperimentarlo. Quindi la rete è utilissima perché si impara
anche da altre esperienze. Ad esempio, un altro degli scambi che abbiamo avuto è con un'altra quindicina di progetti europei italiani, tra l'altro, che o conclusi o in fase di realizzazione come il nostro, tutti che lavoravano sul tema dei cambiamenti climatici, con l'idea di andare a capire quanto un progetto, l'esperienza di un progetto poteva essere utile all'altro. Ma abbiamo anche sviluppato un metodo che abbiamo chiamato Veneto Adapt. Ci sono infatti delle linee guida che possono essere utili ora ad altre città per riuscire a realizzare da un lato il proprio piano di adattamento ai cambiamenti climatici, perché sappiamo che le città hanno la responsabilità di agire subito nei confronti della tutela della salute dei cittadini, e quindi riuscire a redigere un piano di adattamento ai cambiamenti climatici è fondamentale. E dall'altra anche abbiamo messo in campo delle azioni pilota, quindi abbiamo già sperimentato alcune cose. Sulla riduzione delle isole di calore da un lato, piuttosto che sulla gestione delle acque, che sono i due macro temi che poi sappiamo che sono quelli che incidono di più nei nostri territori. Allora, leggo, no, che per esempio c'è un progetto pilota che riguarda il parco del Basso Isonzo. Se ce lo potete spiegare, capendo che parliamo non solo a padovani. Allora, il Parco del Basso Isonzo è un parco agricolo della città di Padova, e l'idea era proprio quella di, siccome è a confine con uno dei principali canali della città, ed è quindi in parte area golenale, quindi in parte tutela, in parte anche a rischio idrogeologico, e quindi l'idea era quella di andare a creare la possibilità di un parco che in un prossimo futuro sarà anche coltivato con agricoltura biologica, e di andare a ripristinare quelli che sono le cosiddette i fossi che una volta permettevano la corretta gestione appunto di queste campagne, e dall'altra di ricostruire i filari di alberi e arbusti, e dare di nuovo la visione di quelli che sono i campi di una città. E abbiamo appunto quindi realizzato interventi che vengono definiti di nature based solutions, ricostituendo un boschetto e ricostituendo i filari, insomma, lungo i campi, per la corretta gestione, e quindi per evitare da un lato di forti allagamenti, ma più che altro, se dovessero succedere, anche la possibilità che vengano gestiti correttamente. Ecco, volevo chiedere al professor Musco, spieghiamo bene, no? Perché qui io leggo di questo percorso di cambiamento dalla PAES al PAESC, non so se si pronuncia così, sì. E se possiamo spiegare in modo che insomma riusciamo anche a semplificare per chi ci guarda. Ma guardi, allora fa parte esattamente dei processi di pianificazione volontaria per il clima. Il cosiddetto patto dei sindaci, che è un'operazione importante lanciata dalla Commissione europea nella seconda metà degli anni 2000, che in una prima fase riguardava solamente la cosiddetta mitigazione, cioè di fatto l'efficienza energetica delle città finalizzata alla riduzione della quota di CO2 emessa, quindi il contributo che ogni singola città poteva dare, diciamo, al taglio complessivo della CO2. Negli ultimi anni il patto dei sindaci è diventato anche patto sull'adattamento, e di fatto prevede che i cosiddetti piani locali per l'energia sostenibile siano diventati anche piani locali per l'energia sostenibile per il clima, e che quindi si occupino anche della parte di adattamento delle aree urbane. I due processi, pur contenuti all'interno di uno stesso piano, sono molto diversi tra di loro, perché l'ambito della mitigazione lavora soprattutto connessa all'efficientamento delle aree urbane e dell'edilizia in particolar modo, e del funzionamento in generale di una città. L'adattamento invece richiede quadri conoscitivi molto avanzati, perché io devo avere
contezza precisa, dove in qualche maniera gli effetti delle microvariazioni meteoclimatiche hanno ricadute sulla stessa città, anche in maniera diversa a seconda delle zone. Pensiamo ad aree della città che sono più facilmente soggetti ad allagamenti, oppure aree della città che sono più soggette per loro conformazione fisica, per loro struttura spaziale, per tipologia per esempio del sistema del verde, che sono per esempio più o meno soggetti a fenomeni di surriscaldamento e di effetto di ondate di isole di calore urbano in alcuni mesi dell'anno. Quindi per progettare l'adattamento con il PAESC, che attenzione però, il PAESC è, ricordo sempre, uno strumento di natura volontaria, sono le città che aderiscono, sono i sindaci che decidono di sottoscrivono un accordo con la Commissione quello, europea. no? Esatto. Che è volontario, per cui Allora, il tema della volontarietà dello strumento in una prima fase è importante. Il tema vero, perché serve per attivare i processi, il tema vero è come facciamo a transitare la volontarietà elaborata in questo tipo di strumenti all'interno degli strumenti della programmazione ordinaria di una città, di un territorio, di una regione. E quella è la chiave di volta dell'operazione. Senza però il lavoro fatto dai PAESC, come dire, anche in un'ottica di volontarietà delle amministrazioni locali, la costruzione anche di quadri conoscitivi necessari all'adattamento sarebbe stato impossibile averlo in molti casi. Ma forse no, quello che dovrebbero capire magari le amministrazioni, che non è solo una questione ambientale, ma è No, la questione ambientale è solo è molto economica, no? È una questione economica in termini di investimento, ma è una questione anche economica in termini di riduzione dei danni attesi in caso di incremento di alcuni fenomeni. Pensiamo agli impatti sulla salute delle ondate di calore urbano, ovviamente pensiamo agli impatti sui sistemi produttivi connessi per esempio ai fenomeni di allagamento, che anche circoscritti in alcune aree della città, pensiamo a tutte le ricadute. Recidivi, no? Capita sempre. Assolutamente. Quindi non è il tema vero della visione che deve dare un piano di adattamento, è quella di favorire la comprensione di dove sono attesi i maggiori impatti, costruire un quadro di azioni e poi dare operatività ai quadri di azione anche con l'uso degli strumenti ordinari che una città ha. Il piano urbanistico, il piano energetico, il piano della mobilità sostenibile, tutti i piani che in qualche maniera una città di qualsiasi dimensione più o meno deve e è tenuta a fare. Certo che quando parliamo di enti locali medio-piccoli, un aiuto degli enti di governo più ampi è assolutamente necessario. Ma tra l'altro anche in questa sperimentazione sostenuta dalla Commissione europea c'era un doppio livello, perché c'erano le amministrazioni di scala diversa, la città metropolitana di Venezia, il comune di Padova, il comune di Treviso, il comune di Vicenza, quindi capoluoghi importanti dell'area centrale veneta, ma poi c'era anche l'Unione dei Comuni del Basso Isonzo, quindi comuni medio-piccoli uniti assieme da un'organizzazione amministrativa che in qualche maniera coordina le loro azioni. Ecco, a Daniele Luisi volevo chiedere, è stato facile o no per Padova aderire e mettersi diciamo non è mai facile un percorso di questo tipo. Come Padova siamo anche abbastanza organizzati, abbiamo un ufficio che coordina queste attività, ma richiede una forte interazione sia tra i diversi settori dell'amministrazione, sia con gli enti esterni, cioè tutti quelli che interagiscono nel territorio. Pensiamo a chi gestisce l'illuminazione pubblica, piuttosto che la raccolta dei rifiuti, piuttosto che il trasporto pubblico. O ad esempio a Padova abbiamo l'università o l'ULSS che hanno un sacco di proprietà e quindi che agiscono nel territorio, ma anche con la società civile. Quello che ci chiede il patto dei sindaci è anche quello di condividere questi piani, ma in senso vero, e quindi l'azione anche della società civile che ci permette di arrivare anche al singolo cittadino è fondamentale. Ad esempio far capire a tutti che è necessario riqualificare energeticamente il proprio edificio è
utilissimo sia per la riduzione delle emissioni climalteranti del CO2, come si diceva prima Francesco Musco, sia per ridurre le isole di calore vicino alla propria abitazione. Se tutti riescono a mettere in campo delle azioni, sicuramente si hanno dei risultati. Non è facile per delle città un po' più piccole, perché mancano le professionalità, anche nelle città medie mancano le professionalità, e questo potrebbe essere un aiuto che dovrebbe arrivare forse dalle organizzazioni e dagli enti sovraordinati come la regione. Appunto anche il risultato di Veneto Adapt, cioè quello di avere dato un metodo che può essere replicato, è sicuramente utile, perché hanno una strada delineata e chiunque ora voglia agire, seguire il nostro percorso, ha già spiegato come fare, ma ovvio che c'è anche bisogno di un supporto tecnico, delle competenze specifiche, e soprattutto le competenze specifiche sono necessarie nel tempo per riuscire a verificare che poi quello che si è scritto nel piano venga effettivamente realizzato, perché sia un aspetto economico, come dicevate prima, cioè questi progetti che vengono inseriti nel piano vanno anche finanziati e organizzati nel tempo, ma se non si hanno delle competenze tecniche all'interno, non si riesce a indirizzare bene anche questi progetti. Ecco, ma adesso questo progetto, perché questo era l'incontro finale, no? Dove sono stati esposti anche tutti i progetti, insomma i vari passaggi, eccetera. Ma e adesso? Adesso abbiamo il compito di realizzare i piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Tenga presente che i piani hanno 70, 80, 100 progetti al loro interno. Alcuni sono già in fase di realizzazione, altre dovranno essere programmate nel tempo, e quindi sicuramente l'impegno è di lunga durata per le amministrazioni, e proprio per questo servono gli uffici di coordinamento del piano, che si relazionano un po' con tutti per capire e promuovere la realizzazione di questi progetti. E dall'altro noi ci stiamo muovendo insieme agli altri partner di progetto con la regione, per cercare appunto che il nostro metodo in qualche modo sia utile un po' anche agli altri comuni della regione, ma anche a livello nazionale, quindi con ISPRA, con il Ministero della Transizione Ecologica, per fare in modo appunto che i risultati di un progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea diventi in qualche modo un patrimonio, un vero patrimonio comune. Ecco, volevo chiedere, magari mi sa rispondere anche il professore, insomma, nel piatto del PNRR, no? Queste questioni immagino siano insomma fondamentali. Ben presenti, ben presenti. Quindi voglio dire, immagino che voi state lavorando. Allora, ci sono due questioni però, rimane che il PNR, soprattutto all'interno di una linea, ha due pacchetti di azioni, una che riguardano l'efficientamento energetico dell'edilizia e una che riguardano proprio la messa in sicurezza delle città, dei territori e in generale anche per la riduzione dei rischi connessi anche al cambiamento globale. Uno dei rischi però di questa operazione, il PNR non è un piano, cioè, o meglio, viene definito un piano, però di fatto è un pacchetto di azioni di finanziamento anche a scala molto locale in taluni casi, che vanno ben coordinati. In questo sicuramente la Regione avrà un ruolo fondamentale, perché il tema vero è
come dare gambe ai piani che vengono man mano realizzati in termini di adattamento. Il tema non è tanto le azioni, che il PNR possa finanziare delle azioni di adattamento, questo è ormai abbastanza consolidata come direzione. Il tema riusciamo a mettere a sistema sul contesto regionale e non solo, però partiamo anche intanto dal contesto regionale, tutti i piani realizzati e andiamo a completare i piani dove non esistono, in modo che le azioni del PNR siano, come dire, coerenti rispetto alla visione di pianificazione orientata all'adattamento. Questa è la vera sfida del prossimo paio d'anni. E ci sono abbastanza figure qualificate? Questo è un altro grosso problema. Ci sono sulla dimensione tecnica nella programmazione e realizzazione delle azioni di adattamento. Sulla dimensione complessiva, cioè quella di fare in modo che le azioni di adattamento rientrino in una visione di piano complessivo, che siano come dire, messe a sistema, che siano monitorabili e verificabili, questo è un lavoro più complesso. Però, come dire, noi partiamo da una situazione in cui non stiamo partendo da zero, al di là della lunga esperienza ormai ventennale, credo, del Comune di Padova su questi temi, anche chiamati in maniera diversa, ma di fatto, come dire, con un consolidamento di alcune azioni che ormai rendono la città riconoscibile in termini di un'azione anche amministrativa di lungo periodo in questo ambito. Il tema vero è lavorare su tutte le città del Veneto. Non tutte le città del Veneto attualmente sono coperte da una dimensione di quadro conoscitivo, quello che serve per fare l'adattamento. C'è molto lavoro stato fatto in tutto il sistema della città metropolitana di Venezia e della città di Venezia, chiaramente, meno altrove. È stato fatto molto lungo il sistema costiero veneto, in termini sia di quadri conoscitivi che di studi preliminari. Il tema vero è spostare però le conoscenze magari specifiche legate a rischi idraulici, rischi ambientali molto localizzati all'interno di una dimensione di piano di adattamento. Altrimenti il rischio è che uno ha anche delle risorse adesso col PNRR per finanziare alcune azioni, ma queste azioni assieme non diano quell'efficacia complessiva che il sistema richiede. Ho capito. Io vi devo salutare perché abbiamo 3 minuti, ma volevo, a chiusura di questa chiacchierata, mettere proprio un paio di minuti di Luca Mercalli, così insomma è anche un monito per tutti, per darci una mossa rispetto a questi temi. Allora, grazie a Daniela Luise, Project Manager di Life Veneto Adapt per il Comune di Padova, e al professor Francesco Musco, docente dello UAV. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie, arrivederci. Dobbiamo fare, anzi il tempo che abbiamo perso nei decenni precedenti adesso è diventato un problema, perché ci troviamo in quella che ormai è definita un'emergenza climatica e ambientale, cioè dove gli effetti sono già visibili, si stanno già sviluppando e li percepiamo tutti, li percepiscono non soltanto gli addetti ai lavori ma anche le persone. Tuttavia, quando si tratta di applicare le soluzioni siamo ancora alla fase delle parole e non ancora dei fatti. Abbiamo bisogno di una grandissima operazione di informazione che manca ancora. La società non ha ancora collegato bene le responsabilità individuali dei propri comportamenti rispetto a quelli che sono poi gli effetti sul clima. Quindi c'è una importante azione politica che devono fare gli amministratori, i leader dei paesi, ma ce n'è anche una che devono fare i cittadini, e queste due cose da mettere insieme hanno bisogno di un programma comune che parte dai piccoli gesti per arrivare fino alle grandi strategie nazionali e internazionali. In tutto questo panorama di complessità però abbiamo davanti una decina d'anni se vogliamo essere efficaci nello scongiurare lo scenario di cambiamento climatico peggiore, che è quello che porterebbe a un aumento di oltre 4 gradi di temperatura entro questo secolo e renderebbe il mondo invivibile ai nostri giovani. Viceversa, se in questi 10 anni lavoriamo bene per ridurre le emissioni e per adattarci a quella parte di cambiamento che purtroppo è già in atto, possiamo rimanere nello scenario più prudente, che è quello di un aumento che l'Accordo di Parigi dice non più di 2 gradi a fine secolo. Ecco qual è la nostra missione di questi 10 anni.
insomma il rapporto Stern, che era l'economista capo del governo britannico e ormai di più di una quindicina di anni fa, sappiamo tutto su quelli anche che sono i costi stimati dei disastri climatici sull'economia, ma poi la sofferenza delle persone tra l'altro non si misura nemmeno con i soldi, ma purtroppo gli interessi economici e l'inerzia delle persone ha fatto sì che abbiamo perso una quantità enorme di tempo. Cioè non è che le cose che sappiamo adesso sono nuove e le abbiamo scoperte ieri, le conosciamo da 30 anni. La conferenza delle Nazioni Unite sul clima, nella quale viene firmata la prima convenzione quadro sui cambiamenti climatici di tutte le nazioni, è del 1992. Sono 30 anni di bla bla bla, come dice Greta Thunberg, e ha purtroppo ragione.